Un anno fa, in questo periodo, sfumava quella che poteva essere la più grande operazione sportiva del calcio dilettantistico locale. Parliamo della maxi fusione tra Bassano, Cartigliano ed Eurocassola. Ne sarebbe nato un polo sportivo capace di disegnare un nuovo futuro per tutto il comprensorio. E invece la storia racconta di un altro epilogo che ha diviso l'opinione pubblica e i tifosi. Il Bassano è andato avanti da solo, senza fusione, qualcuno dice senza visione, ma i risultati sportivi della scorsa stagione hanno premiato Mister Pontarollo e i suoi ragazzi. Adesso si riparte con una nuova dirigenza, nuovo staff e nuove sfide. Ma se il Bassano ha scelto la sua strada, dietro di sé restano due realtà nobili del calcio veneto, il Cartigliano, che quest'anno ripartirà dalla terza categoria, e l'Eurocassola, che dopo il miracolo sportivo dell'anno scorso, con una salvezza in eccellenza firmata Checco Maino, si presenta ai nastri di partenza con una squadra ancora più giovane. E quest'anno noi abbiamo deciso ancora di intervenire in maniera diversa, ancora più diversa e più incisiva dal punto di vista della squadra. Daremo spazio, stiamo dando spazio a molti giovani, parlo ragazzi del 2004, 2005, 2006, che fino ad ora diciamo, ne hanno avuto meno ma hanno grosse potenzialità. L'anno scorso tre dei nostri hanno raggiunto squadre in Serie D e in eccellenza, quindi per noi il lavoro fatto l'anno scorso è stato un buon viatico per quello che stiamo facendo quest'anno. Ma una prima squadra troppo giovane può essere un rischio anche per l'appetibilità dello stesso settore giovanile? Noi riteniamo che il miglior risultato è quello di mettere in evidenza i ragazzi, quindi se chi viene a giocare all'Eurocalcio anche nel settore giovanile sa che ha un'opportunità reale. Insomma, al campo l'ultima parola che per quanto riguarda l'Eurocassola 2024 è stata miracolo sportivo. Per il 2025 si cerca il bis.